Ci siamo recati stamattina presso la sala della protezione civile del Libero Consorzio. Ecco, parliamo con il responsabile, dottor Achille Contino, che ci illustrerà come sono andate le cose durante la notte e che sta succedendo in questo momento. La situazione è sotto controllo, sicuramente sotto il profilo pluviometrico non ci sono grandi criticità, mentre i forti venti possono dare dei problemi, specialmente sulla costa più esposta verso est. La situazione, ripeto, è sotto controllo, la sala operativa si è totalmente rinnovata, visto che ora abbiamo un sistema di fine tuning, quindi di controllo in tempo reale della situazione, perché abbiamo i sensori sui fiumi e poi che ci registrano eventuali livelli di criticità, e poi abbiamo delle stazioni meteo che ci danno tutti i valori pluviometrici, anemometrici e in generale della pressione atmosferica. Quindi la sala operativa della provincia è pronta, perché sicuramente le allerte meteo tradizionali, burocratiche che fino ad ora abbiamo avuto, possono avere un'evoluzione con l'aiuto della tecnologia, cioè controllare passo passo per ogni momento qual è la situazione e allertare la popolazione quando si raggiungono, indipendentemente dalle allerte, delle situazioni di grave criticità. Questo oggi siamo in grado di organizzarci per poterlo fare. Probabilmente per entrare a regime ci vorrà un po' di tempo, ma a breve lo faremo. Ma già oggi possiamo dire che, nonostante l'allerta arancione che abbiamo nella nostra zona e l'allerta rossa, la situazione è sicuramente sotto controllo. Ecco, so che siete in videocollegamento con diversi sindaci e anche con la prefettura. In questo momento c'è il collega Tuttolomondo che sta monitorando la situazione. Sì, esattamente, perché questi incontri periodici, ma che si fanno anche al momento, per prendere delle eventuali iniziative che dovessero essere necessarie per affrontare eventuali criticità. Per esempio, se dai nostri sensori pluviometrici riscontriamo che c'è un livello di pioggia molto elevato, questo fa presumere eventuali inondazioni, quindi allagamenti o addirittura trepidazione di fiumi. Quindi questo discorso qui ci vedrebbe immediatamente pronti con le nostre squadre di protezione civile a raggiungere i luoghi per supportare eventuali emergenze. Ecco, c'è un collegamento diretto anche con i vigili del fuoco, con la forestale, con gli altri corpi, diciamo, che presidiano il territorio. Certo, negli ultimi anni, anche grazie, ripeto a dire, alla tecnologia, per esempio ora come ora la riunione, mentre prima in passato si faceva in presenza con il tempo che ciò comportava, ora si fanno a distanza, quindi attraverso video call, e quindi Marzio Tuttolomondo, che è il responsabile del nostro servizio di protezione civile, sta partecipando proprio per fare il punto con tutti questi vari organismi di protezione civile della situazione. Ecco, c'è un pronto intervento nel caso in cui possa succedere qualcosa. So che avete anche un numero verde, che qualcuno ha bisogno di qualche informazione. Allora, il servizio di protezione civile ha una serie di strumentazioni, anzi di mezzi pronti sia per l'antingenti o che per eventuali situazioni di criticità. Abbiamo 2 torri faro, abbiamo quindi varie strumentazioni, abbiamo una stazione mobile dove possiamo anche monitorare sul luogo eventuali criticità di protezione civile, e quindi diciamo che la provincia è pronta a intervenire e a supportare tutte le altre forze. E poi la vera forza della protezione civile, come sappiamo, è il volontariato, con il quale abbiamo una convenzione da lunghi anni. Marzio, allora, in collegamento con tutti gli enti della provincia, brevemente quali criticità sono emerse in queste ultime ore? Ci sono dei punti da attenzionare, il fiume Salso, Allicata, altri punti a San Biagio Platani? Stiamo monitorando i ponti dove noi abbiamo collocato gli idrometri e attualmente la situazione è tranquilla dal punto di vista idraulico. Registriamo raffiche di vento importanti lungo la costa.